Egregio signor Preside, siamo profondamente turbati perché al di là dello sconcerto e dell'indignazione che tale gesto ha suscitato in tutta la comunità studentesca e non solo, non è seguito alcun intervento né alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'istituto. Questa carenza di risposta ha generato in noi una sorta di silenzio rumoroso. Il mancato chiarimento e la mancanza di un dibattito aperto sul tema della violenza e del rispetto reciproco ci hanno lasciato in una condizione di disagio e di insicurezza ormai non più tollerabili. È quanto si legge in un comunicato divulgato all'interno di un istituto superiore bassanese in nome e per conto della comunità studentesca dopo il sondaggio shock in cui si chiedeva chi tra 3 giovani vittime di femminicidio meritasse di morire. Il gruppo chiede ai ragazzi e alle ragazze un supporto con una firma affinché l'istituzione scolastica non si limiti a registrare l'accaduto, ma, scrivono, ne faccia occasione di riflessione e di crescita. Sosteniamo, proseguono, che un intervento educativo più che puramente punitivo sia fondamentale per rafforzare quel clima di fiducia e di inclusione che ogni comunità scolastica dovrebbe garantire, e comunicano la ferma volontà di collaborare con il dirigente e i docenti per costruire insieme un ambiente più sicuro, rispettoso e consapevole. Un messaggio chiaro, quello inviato da questo gruppo di ragazze e ragazzi al loro dirigente, che dovrebbe essere già stato fatto proprio, appena appresa la vicenda, da tutti i dirigenti scolastici delle superiori, a prescindere dal coinvolgimento diretto di un singolo istituto, cogliendo così da un errore l'occasione vera di crescita e aiuto.